Eccoci di nuovo in studio per parlare di una particolare impresa. Sul suo cammino il 68enne Umberto Marchese ha incontrato bufere di sabbia, ha dormito in posti di fortuna, ma alla fine è riuscito nella sua impresa, ovvero quella di raggiungere, partendo da Bolzano, il punto più a nord della Danimarca e fare ritorno a casa, il tutto con la sua inseparabile frisbee. Queste sono le ultime fasi dell'impresa compiuta dal 68enne Umberto Marchese, imprenditore altoatesino in pensione, residente ad Ora. In sella alla sua affidata bici frisbee Euro 7 ha macinato 3.266 km per raggiungere il punto più a nord della Danimarca, per poi fare rientro in Alto Adige. Nella sede della Tecnocarbur Mobility in via Copernico a Bolzano ha incontrato gli organi di informazione per raccontare la sua nuova impresa, la seconda, dopo la sfida vinta, di raggiungere Santiago de Compostela partendo da Torino. Ma sentiamo direttamente al microfono quali sono stati i momenti più difficili di questa nuova avventura. Su a Scaga invece lì ho beccato proprio la bufera che si vedrà sulle foto, che addirittura girava la sabbia attorno a me, sembrava un vortice, no? E lì un attimino, sì, non c'era nessuno, però con la mia divisa e tutto quel che avevo me la sono cavato benissimo, anzi sono sceso dal su in cima, ho fatto altri 60 km per trovarmi un alloggio sotto la bufera. Niente di particolare. Scendendo invece ho avuto fortuna anche delle volte avere il vento alle spalle, che andavo via proprio, sembrava una barca a vela. Beh, dopo i sterati c'è il 40% che sono sterati ma abbastanza sassetti bei grossi, che poi ho avuto anche una foratura, ma penso più una pizzicata. E anche quelli non è che mi spaventavo, perché andavo via ai 27, 28. La difficoltà è campeggi chiusi in questo periodo, il dormire o case private o alberghi anche di lusso, sono andato a spendere anche 120 euro una notte, fa parte del pacchetto. Per il team di Maurizio De Concini, titolare dell'azienda bolzanina produttrice della frisbee, è stata una grande soddisfazione ed opportunità per studiare ancora meglio la bici messa a dura prova. Quello che a noi puntavamo molto è al test batteria. Abbiamo costruito una batteria segreta, diciamo, che ci consente nello stesso spazio dove normalmente c'è la batteria dell'Euro 7 di stivare un'energia sufficiente per fare più di 200 km di percorrenza. Sono particolarmente contento perché alla fine del test ho rifatto le prove sui nostri strumenti, sulle nostre macchine di collaudo, e siamo riusciti a vedere che la batteria praticamente non ha perso caratteristiche, era quello che ci preoccupava sostanzialmente. Dopo aver raggiunto in bici Santiago de Compostela ed il punto più a nord della Danimarca, il 68enne Umberto Marchese sta già pensando ad un nuovo percorso e, anche se ancora in cantiere, ha voluto rivelarci quale sarà la prossima sfida. Vuole raggiungere la Russia.